Buonasera a tutti, ben ritrovati con Nord Estate. Oggi vi vogliamo parlare di letture da giardino, letture per i piccoli ma non solo per i piccoli. Lo facciamo con due ospiti che sono qui con noi oggi, Margherita Stevanato del coordinamento Leggere per Leggere, Pino Costalunga di Glossa Teatro. Intanto grazie di essere con noi. Letture da giardino. Prima di capire cos'è questa proposta articolata durante tutta l'estate per i più piccoli ma non solo, volevo chiedere che cos'è Leggere per Leggere. È venuta Giorgia Golfetto un po' di tempo Sì, fa a presentarci proprio il neonato Leggere per Leggere. Noi ricordiamo Nati per Leggere. Che cos'è questo Leggere per Leggere? beh, io Pino Costalunga Glossa Teatro, che però fa parte di questo grande coordinamento che è il Regionale? regionale Leggere per Leggere. È un coordinamento che abbiamo creato in un gruppo, siamo un gruppo di persone, per persone intendo anche associazioni, persone singole, che da anni considerano il libro un ottimo mezzo di contatto con la gente e credono fortemente nel libro come possibilità di dialogo, di accrescimento, di sviluppo di cultura. Io credo che tutti noi siamo delle persone che in qualche modo, e qui rubo la frase a uno scrittore francese che è Bernard Friot, che è bravissimo, scrive per ragazzi, ma poi tutta la letteratura per ragazzi secondo me va considerata bella o buona letteratura, poi anche letteratura per grandi, dove dice io testimonio il fatto che il libro mi ha salvato. Il libro come mezzo di salvazione, di salvezza, uso la parola salvazione che se non esiste, ma proprio quasi in modo attivo. E noi testimoniamo questo, cerchiamo di testimoniare questo. Non crediamo nel libro come mezzo didattico, ma proprio come mezzo di crescita culturale. E quindi siamo persone che da anni si conoscono, da anni hanno avuto modo di collaborare e che lavorano professionalmente in questo settore e intendo dire che danno parte del loro tempo, gran parte del loro tempo, delle loro forze, delle loro energie nella ricerca, nello studio e mettere insieme questo gruppo per noi ha il valore anche di mettere a confronto delle competenze e infatti all'interno di questo gruppo si sono create delle collaborazioni che anche prima c'erano, Anche ma con il teatro, perché lei è sì, testimone? sì, certo, Certo. si creano delle collaborazioni, si creano delle possibilità altre e ecco questo ha... E poi un'idea molto più spiccia, quello di farci conoscere in regione non come entità singole, ma come entità che sono La capaci forza del di gruppo. lavorare assieme. Ecco, Per la lettura, e questa è questo... la faccia di quanti dicono che comunque si legge poco. In realtà io quando vado nelle varie librerie o anche in biblioteca vedo sempre tantissime persone, non si capisce Sì. come mai poi si dice che veramente si legge poco. Forse ci sono alcune persone che leggono molto e molte che leggono Sì, poco. forse Sì, sì, forse sì. e poi c'è un dato di fatto, si catturano lettori per la prima fascia di età, finché i bambini hanno 12, 13, 14 anni, Poi forse è colpa della scuola, cominciano a leggere meno. e poi abbandonano e bisogna recuperarli poi cammin facendo. Ma sai, è anche una questione proprio di aggiornamento. Noi almeno lavoriamo molto in questo senso, per esempio se lavoriamo per i ragazzi, Sì, io personalmente ho tutta una rete all'interno del coordinamento, ma anche mia esterna di librai che mi dicono Certo, guarda che è uscito questo, guarda che... Tutto un lavoro forte di di ricerca, rete perché proprio anche. una delle cose che ci unisce e che ci interessa è di dire, raccontare ai ragazzi delle storie che non siano semplicemente divertenti, ma che abbiano un senso. Se sono divertenti e danno un forte senso, senso. questo Su è cui l'ideale. poi riflettere. Anche Sì, perché poi è difficile catturare la loro attenzione, ne parlavamo prima, un adulto per educazione ti ascolta e magari pensa alla spesa da fare, al marito a cui si deve far da mangiare. Un bambino, se non gli interessi, prende, Non ti ascolta. ti gira le spalle e se ne va. Quindi sono, diciamo, quelli più difficili a cui mandare un messaggio poi. Certo, Questo abbiamo detto, la Scuola del Fare, l'associazione culturale che ha dato vita a questi racconti in giardino. Di che cosa si tratta? Giusto perché questo è stato un po' l'appiglio che ci ha portato qui.
Ma l'idea in verità poi mi pare che l'hai mandata tu, questa idea L'idea di leggere per leggere è leggere, sì, stata che abbiamo sviluppato Che la scuola del all'interno. fare Fa un po' all'interno di di leggere per esatto, e leggere, fa un po' da coordinamento coordinamento. che è adesso. Sì. un'associazione di Castelfranco Veneto. Esatto, esatto. Esattamente. Poi tra l'altro una cosa che non ho detto è che lavoriamo con laboratori, letture ad alta voce, in tanti modi diversi. Le realtà non sono solo attori e lettori, ma sono anche operatori, librai, all'interno di Leggere per Leggere, quindi sono Certo. diverse le competenze e ci muoviamo in maniera diversa. Quindi le letture dal giardino era un'idea di mettere per la prima volta visibilmente assieme delle forze, usando un po' tutte le cose che noi facciamo, mettendo insieme e pensando a questo progetto appunto sui giardini, Sui no? giardini e poi di valorizzare il luogo, valorizzare l'ascolto, perché si è perduto l'ascolto, quindi la capacità di ascoltare in un luogo come un giardino, come la natura, che è di per sé stesso un luogo particolare, che basta soltanto stare seduti in un giardino che immediatamente noi abbiamo l'ascolto che gli uccellini, il vento, e in questo mettere anche la voce che racconta. Queste letture a chi sono destinate? Sono destinate e a bambini e ad adulti, perché ad esempio Pino ha fatto, Ho fatto. hai già fatto un lavoro dedicato ai bambini, bellissimo. Sì, un libro molto, molto bello che è questo, io ho Infatti qui detto, vediamo un po' di appuntamenti dal 5 luglio al 13, 14, 29, questi sono i prossimi. i Questi sono i prossimi. prossimi. Esatto, Vanno avanti a luglio e anche ad agosto? Fino il 21 di agosto. Quindi proprio esatto. tutta l'estate. E i giardini o comunque quali sono? Come vengono scelti? Qual è il criterio? Guarda, la cosa curiosa è che almeno all'inizio l'idea era di scegliere posti poco conosciuti, Sì. in modo Esatto. che il pubblico avesse modo di ascoltare una cosa bella, ma anche in un luogo bello che È però non sconosciuto. è... Io posso parlare personalmente, io ho fatto questa lettura in questo giardino della Villa Mezzalira di Bressanvido, è una villa privata Vicenza? in provincia di Vicenza, una villa privata che ha un giardino magnifico, delle cucine magnifiche e i proprietari, gli attuali signori Mezzalira, sono stati così gentili da portare i bambini e anche le persone, chi lo voleva, a vedere queste cucine rinascimentali e quindi sono per lo più vero luoghi, Sì, poi ci sono luoghi un po' più Di tutte conosciuti. le, cioè provincia di Vicenza, Treviso? sì, perché ad esempio io sono in un giardino privato, anch'io, di una corte, e l'organizzazione è quella di studio multiplo, che è uno studio di architettura, e il giardino è privato, viene detto l'indirizzo unicamente nel momento in cui si fa la prenotazione. Ah, direttamente. Bisogna prenotare, ecco, questa è Bisogna un'altra cosa importante. nel mio caso sì, per il nuvolo innamorato di Nasinkin Mehmet sì, in altri casi invece no, perché tipo il Dipende giardino forse dal luogo. dal luogo, Sì, esattamente. non sempre, poi ci sono anche letture e manifestazioni che sono inserite anche in altri contesti, per esempio c'è anche una lettura di opera estate che è Sì, di Bassano inserita Opera in Festival. altri progetti. Quest'anno poi abbiamo un po' messo assieme alcune delle nostre e voluto pubblicizzare anche quelle che erano situate nei luoghi un po' più particolari. E Particolari. l'idea è di continuare comunque l'anno prossimo, magari sviluppando in maniera un po' più ancora specifica su questa cosa. Ma com'è nata l'idea poi? Perché appunto utilizzare l'estate, il giardino e la lettura come queste componenti? Perché fuori si sta meglio, no? D'estate si ha la voglia di stare fuori. Allora perché non unire, non ci va dentro ad ascoltare in una biblioteca, è più difficile, vabbè c'è l'aria condizionata, Ma non è la però stessa non Poi, è la cosa. poi stessa cosa. E poi si respira un'aria speciale fuori, una sera d'estate. Ecco, infatti l'orario cos'è? Presta poco serale perché ovviamente sennò fa troppo caldo. no, anche di pomeriggio, Anche Anche di di tutto il pomeriggio. pomeriggio. pomeriggio, sì, sì, sì. Ma una cosa che dicevamo Il- prima, Margherita, eh, è secondo me anche l'idea che questa della lettura è l'idea della lettura rispetto a tutto quello che ci circonda, alle immagini televisive, allo stress della città, è un'idea di lentezza. La lettura ha bisogno di pazienza e lentezza.
E cosa meglio di un giardino tranquillo, di una villa per invitare alla lentezza e abituare alla lentezza e alla pazienza Non anche solo i i bambini. bambini e anche gli No, adulti. infatti, Ma è perché una secondo me cosa sulla lentezza difficile. forse è anche più difficile per gli adulti. Sì, Sì, soprattutto in un mondo in cui la televisione, voi, ma non voi quanto Sì, sì, televisione, ma in noi, quella l'idea della l'idea. sì, televisione che sì. manda messaggi velocissimi, e quindi recuperare quest'arte dell'ascolto, e l'ascolto naturalmente è lento. Guarda, a proposito di questo, se vuoi, io non leggo una cosa che Che da poi lupo sabbioso leggerai. perché è troppo lunga, bisognerebbe. Io ho portato una piccola filastrocca Sì, di piumini Roberto di Piumini. Roberto Piumini, Esatto. dove, che secondo me è una bellissima metafora della lettura e di tante altre cose. Se tu superi la difficoltà, se tu bambino e anche adulto superi la difficoltà che ti tiene lontano dal libro perché comunque è faticoso leggere, quando hai scoperto quanto è bello, non lo molli più. L'orso e le more. C'era un orso nato da poco che non volendosi annoiare desiderava fare un bel gioco, ma non sapeva che gioco fare. Provò a giocare con l'acqua del fiume, ma gli veniva la noia bagnata. Provò a saltare dietro le piume, ma gli veniva la noia piumata. Una mattina gli disse un gufo: lo sai che esiste una mora amara? Io l'ho cercata, però sono stufo. Non l'ho trovata perché è molto rara. Allora l'orso si mise a cercare e per sapere l'amara qual era, tutte le more provò ad assaggiare dalla mattina fino alla sera. E anche adesso, che è un orso vecchio, la mora amara non l'ha trovata, però assaggiare gli piace e parecchio e la noia non gli è più tornata. È un Carinissima. bellissimo Sono- passatempo contro la noia. La lettura, secondo me, va proprio fatto passare su questo contenuto di divertimento e non di divertimento inutile, ma di divertimento utile. Tra l'altro, adesso noi l'abbiamo letta, però ci sono i libri per bambini che sono libri albi, nel vero senso della parola, anche illustrati, in cui le immagini Sì, aiutano moltissimo. certo, certo. Sono veramente, veramente E adesso belli ci sono anche albi illustrati per adulti, in per verità adulti. la dicitura è dai bambini da 9 anni in su. In su E sono libri bellissimi che narrano catturano storie senza l'attenzione. tempo, anche perché, come diceva Pino, non esiste un libro per bambino o un libro per adulto. Esistono libri belli ed esistono libri brutti. Se si propone un libro per bambini ad un adulto, come Lupo Sabbioso o ad esempio Il nuvolo innamorato, che è una favola di Nazim Hikmet, in teoria è scritta per bambini, in verità noi la proponiamo a degli adulti perché è diventata una favola Sì, musicale, e ce ne sono una quantità di titoli, di libri che possono tranquillamente essere presentati a degli... Viceversa, adulti, bambini è intercambiabile, l'importante è che siano belli. Ed è importante anche, so che appunto ne abbiamo parlato soprattutto con Nati per leggere, la lettura ad alta voce. assolutamente. Assolutamente. Il lavoro che facciamo noi di leggere per leggere è proprio questo lavoro, il discorso che facevo all'inizio di testimonianza, di rendere vive le parole, di farle vivere e di far capire a chi ci ascolta, bambini o adulti, eh, che c'è una vita dietro a un racconto, dietro a un libro, una vita vera e quindi i libri sono amici che parlano, e ritorno al discorso di prima, il libro può salvarti la vita, può essere un amico che ti aiuta in qualche modo. Infatti pensavo a proposito della lentezza che appunto se una mamma o un papà si mettono a leggere il Ah libro al sì, bambino è comunque un momento che si ritagliano nella giornata per Certo. stare con il proprio bambino e magari dare anche dei messaggi positivi. certo, c'è Bettelheim che dice nel suo famoso libro sulle favole, che parla della mamma di Goethe, che diceva che la mamma di Goethe si leggeva al figlio un libro e la mamma rideva tanto e Goethe anche rideva, forse non ridevano per la stessa cosa, ma l'importante era che Perché ridessero ridessero. assieme e quindi crea... E infatti anche come si propone la lettura, perché a volte io lavoro con, ma anche Pino, lavoriamo con la poesia immediatamente no, è noiosa, sì. non è possibile. Dipende da che sapore
gli si dà alla poesia, perché la poesia e la fantasia ha il potere per il lettore. Può diventare una cosa meravigliosa, anche una cosa che all'apparenza non lo sembra. Allora io vi vorrei leggere proprio a Sì. proposito un'altra poesia di Piumini che ha il titolo Un sogno di gallina. Una gallina fece un sogno. Come è fatto un sogno di gallina? È bianco e tondo, non proprio tondo e tondo, ma allungato. Appena l'ebbe fatto glielo presero. Volevano lessarlo, farlo fritto, seppellirlo sotto la farina. Lo volevano sbattere, affettare quel sogno di gallina. Ma chi l'aveva preso inciampò, il sogno cadde e infranto si spappolò disteso sulla soglia della cucina. Ahi, com'è fragile un sogno di gallina. Domanda che mi viene subito, ma bisogna essere degli attori per leggere? O No. io so che ci sono anche dei corsi per mamme, papà, insomma chiunque lo voglia Che proprio. noi teniamo. Perfetto, infatti so che lo fanno anche Ma dalle mie parti per leggere bene, perché ah, insomma bisogna interpretare la mia anche. idea è che No, una mamma e un papà può permettersi di leggere come le Come vuoi. pare e e piace. piace, L'importante è la relazione con il figlio. è Anche chiaro. una maestra che ha un rapporto affettivo con i propri alunni può, Mm. come lettore che va invece a leggere, secondo me lì è importante tutto un lavoro di ricerca che noi facciamo e comunque una capacità professionale. Chiaro. Poi un conto è essere attore, un conto è essere Lettore, lettore. Qui c'è perché il lettore è quello che deve togliere, è a servizio del del libro, libro. quindi deve passare. È chiaro che nel momento in cui un libro lo leggo io, passa necessariamente un mio modo di rapportarmi al libro, ma allora e questo è anche interessante perché allora io posso proporre un mio modo di rapportarmi al libro e lei può proporne un Un altro. Io ho altro, visto personale. lettori che leggono stesse cose che leggo io e dico ma guarda che bella idea, io non ci avevo Sì, pensato certo. e qualcuno che ha visto me forse ha fatto lo stesso pensiero. Questo è io non vorrei rassicurare tutti i papà e tutte le Certo. mamme Che possono farlo, non c'è in problema. qualsiasi modo che lo facciano, che Ma lo di solito a facciano. me capita quando faccio i corsi che arrivano mamme o arrivano papà molto tesi, molto chiusi. Dopo la terza o quarta volta che ci vediamo sono delle persone completamente diverse Si sono e lasciate le andare. voci, l'interpretazione è assolutamente bellissima, originale, diversa da quella che loro pensavano di fare la prima volta e che naturalmente non pensavano di arrivarci. In verità basta solo abbandonarsi. Perché Diventare un po' bambini, forse. esattamente, e Sì. buttarsi, soprattutto con le favole, è proprio l'immaginazione, la fantasia, dare sfogo anche a te come persona, non essere chiuso. Questa è la Poi cosa. diventare bambini, al genitore viene spontaneo, diventare bambini, ma soprattutto assorbire l'ingenuità nel senso alto del termine che ha il bambino, cioè non corrotta che abbiamo noi adulti da, Sì, infatti. Dai purtroppo dai pregiudizi, dalle pregiudizi. paure, da I quant'altro. bambini i bei libri per bambini sono libri che si pongono al loro livello, ma che non è un livello, è che è un livello di persone Sì, alto, non piene, piccolo. piene di possibilità, piene di fantasia, quindi molto più interessanti di un Certo, adulto, Ma allora secondo un'altra me. domanda che mi viene da porvi è questa, avete parlato di buoni libri. Insegnate, c'è un modo, appunto, un consiglio da dare anche ai genitori su quali libri scegliere? Perché ce ne sono tanti. Sì, questo qua. Sì,
C'è un po' una giungla, bisogna orientarsi anche lì. Io ne ho uno per me, nel senso che seguo, adesso non si può fare pubblicità, ma seguo delle case editrici Certo, e di cui chiaro. mi fido, seguo degli amici librai che mi Librai. dicono le novità anche di questo è cui mi importante. fido. All'interno del coordinamento Leggere per Leggere c'è anche questo scambio di info. Sì. Io e lei stamattina ci siamo dati Dei titoli. Dei titoli. ci siamo Cambio di scambiati, titoli. abbiamo approfittato di questo. Se scopri che un autore è bravo, di solito anche seguire l'autore. Purtroppo spesso si comprano le cose di cui le favole tradizionali che vanno benissimo, Certo. ma non ci sono degli autori interessantissimi. Purtroppo ci sono anche tante cose meno belle, Forse più diciamo. commerciali, Sì, che meno ovviamente bello. vengono viste nei negozi. In cui si torna anche a un'altra questione, avete parlato appunto di librai, e magari penso anche dei bibliotecai, Sì. appunto, e si Senz'altro. ritorna a quello che Biblioteche. era forse un concetto del passato, di farsi consigliare, di farsi anche aiutare. Sì, ma ad esempio andare dalla tua bibliotecaria, che è costretta a scegliere le novità, e a volte esistono delle bravissime bibliotecarie, a volte esiste anche uno scambio con loro. Io ho un rapporto bellissimo per cui, con una in particolare, per cui dico: Gemma, che cosa c'è di nuovo? E tu che cosa hai trovato di nuovo? E c'è questo scambio, anche lì. In verità il libro gioca sulla parola e si passa parola. Sì. Assolutamente. In questo le scuole collaborano? O è difficile, un mondo diverso? Allora diciamo che le scuole, io lavoro moltissimo con le scuole, e anche Sì. Pino e anche moltissimi di noi lavoriamo moltissimo con le scuole, e la verità è questa: le scuole, come tutto il paese adesso, hanno delle difficoltà, in verità ci sono delle Certo. difficoltà economiche. Assolutamente sì. Anche perché chiamare dei professionisti significa Pagarli. significa Costo. degli investimenti, Certo. quindi adesso si cerca un po', però ci sono moltissime scuole che mentre risparmiano su altro, sulla lettura e sull'investimento, appunto investimento, la lettura come investimento è il loro punto fermo. Poi penso che ci siano anche degli insegnanti virtuosi che probabilmente Sì. hanno la passione della lettura e quindi magari vi Infatti consultano. dipende molto dall'insegnante, purtroppo quello che a me sembra di vedere nelle scuole ultimamente è che molto dipende dalla buona volontà degli insegnanti. Ho Sì. trovato degli insegnanti bravissimi Bravissimi. in situazioni veramente Disastrose. incredibili e tanto di cappello a degli insegnanti che riescono non solo a sopravvivere, ma che riescono a fare delle belle cose anche. Quindi anche noi, anch'io spesso funziono da informatore, porto anche delle cose, ma trovo anche tanti insegnanti che mi hanno detto, quindi c'è. Sì, questo scambio che Sì, poi è il senso di leggere naturalmente, per leggere. esatto, per me è più semplice avere rapporto con la biblioteca, con il libraio, e è un po' più, anche perché in libreria arrivano le novità e se tu c'hai anche il libraio giusto, Eh beh, certo. e poi tutto un lavoro continuo proprio di ricerca, di spulcia di qua e spulcia di là, Questo è insomma. importante, forse è una ricerca che dovrebbero fare anche i genitori. Giusto per dare alcune informazioni Sì, tecniche, allora, Leggere per Leggere, mi sembra ci sia anche il sito che è Sì, leggereperleggere.it. www.leggereperleggere.it. sì, Io vorrei anche dire i componenti. esatto, Esatto, brava. assolutamente. Volevo chiedervi questo e Componenti! magari anche di indicarci qualche appuntamento che magari ci volete Certo. segnalare. Allora, gli elenco li ho scritti per non... A piedi scalzi, Maga Camaia, Giacomo Bizzai, Glossa Teatro, Giorgia Golfetto, Il libro con gli stivali, Vasco Mirandola, Martina Pittarello, Oreste Sabadin, Scenari, Livio Vianello, La scuola del fare, Margherita Stevanato. Ecco, noi siamo questi. Voi siete questi. Noi Qualche siamo... appuntamento da segnalarci? Guarda, i Allora, prossimi che li abbiamo visti anche prima, io segnalo Esatto. i prossimi che sono il 5 luglio a Spilimbergo, a Pordenone, nel giardino della biblioteca con Livio Vianello, il 13 luglio Libro con gli stivali di Mestre a Mestre, nel giardino della Casa del Volontariato, 14 luglio Martina Pittarello e Vasco Mirandola all'interno di Opera Estate Festival, sono a Campolongo sul Brente in provincia di Vicenza, quindi già. E tu, E io sono il il tuo? 29 luglio, sono a Corte Legrenzi a Montebelluna con il nuvolo innamorato di Nasim Hikmet.
Quindi Ecco, leggereperleggere.it, abbiamo visto, poi c'è anche tutti gli appuntamenti nel sito della scuola del fare.it e Certo. anche penso sul sito sì, anche sui nostri tutti i siti vostri siti. personali, quindi certo. Quindi una rassegna estiva per l'inverno? Per l'inverno abbiamo in programma Programma un piccolo un piccolo festival festival a Spinea. a A Spinea, Spinea, nel veneziano. nella biblioteca. Purtroppo le date non sono ancora Beh sicure, ma certo, ci ma facciamo questo avremo risentire. modo assolutamente, quindi Ci sempre con la teniamo. lettura ad alta In voce, settembre in In comunque. settembre, a metà quindi sì. settembre Si ritorna a probabilmente. scuola, si Sì, ricomincia a Sì, leggere, poi ognuno di magari... noi ha tutti i suoi Eh beh programmi certo. per l'inverno, e però continuiamo con l'idea di di lavorare in lavorare. gruppo, di lavorare Sta insieme. funzionando questa cosa, ci siamo messi insieme perché poi proviamo a metterci insieme, abbiamo scoperto che sono nate collaborazioni, La famosa unione fa la sì, forza. Poi non per è il una momento collaborazione stiamo bene. associazione, è una collaborazione di idee, Sì, nata proprio assolutamente, sul principio delle ognuno di idee. voi gestisce, diciamo, cura il proprio orticello, però poi ci si può mettere assieme a Sì, ma Esatto. poi fare... ci conoscevamo tutti, abbiamo avuto modo di vederci tutti, abbiamo fatto delle cose assieme tutti, e quindi Insomma, poi i nomi sono comunque tutti nomi di rilievo che si conoscono nel condividiamo sì, panorama regionale. dei percorsi, condividiamo dei Sì, percorsi. credo che condividere è il verbo che... Esatto, sì. Anche condividere la lettura, direi che Esatto. con questo possiamo chiudere la nostra puntata. Allora, noi vi ringraziamo, vi facciamo in bocca al Grazie. lupo per questa Grazie. rassegna. Avete sentito, leggereperleggere.it, potete trovare tutti gli appuntamenti di letture in giardino per piccoli ma anche per gli adulti. Ricordiamo l'importanza della lettura ad alta voce, ma comunque del leggere un po' il libro, visto che è anche estate, questa è una cosa decisamente importante. Allora, buona estate a voi, noi ci rivediamo domani sera, intanto buona serata, arrivederci.